grazie a Moreno Telo, consiglieri e assessori. Devo ringraziare Moreno Telo perché mi ha invitato qui stasera e devo dire che avete un consigliere forte, uno che studia le cose. Ma sono venuto qua stasera non tanto per dire quello che penso sul tracciato e sulle varie opere che sono state presentate, sono venuto qui perché noi come PDL, ma anche come altri gruppi consigliari del Regione Veneto, abbiamo preparato una legge di modifica della legge statale e anche un regolamento di competenza del Consiglio regionale sugli appalti. E abbiamo presentato in Consiglio regionale le modifiche del decreto legislativo 163 sul testo unico degli appalti al fine di semplificare le procedure di assegnazione degli appalti agli lavori pubblici. E poi abbiamo presentato un regolamento contenente le linee guida per individuare i soggetti che possono partecipare agli appalti in termini di procedure ristrette. Perché faccio questa considerazione? Perché il mondo dell'edilizia, il mondo delle infrastrutture è un mondo in crisi, è un mondo che ha difficoltà a vivere questo momento ed è ancora più in crisi quando noi cominciamo a fare le gare al massimo ribasso. Tutelano, però strangolano, uccidono e noi non dobbiamo, soprattutto per le imprese venete, uccidere e strangolare nessuno, perché la carenza poi di liquidità porta anche un forte attaccamento all'occupazione e alla stabilità di queste imprese. Allora, dandole attraverso anche le mani del consigliere Moreno Telo il fascicolo di iniziative che abbiamo fatto e ponendole alla sua attenzione, vorremmo da parte sua, magari nel tempo, che le analizzasse, ci aiutasse anche, ci desse anche dei consigli, perché per noi questa è una bandiera per evitare delle ulteriori crisi, ma è una bandiera anche per difendere i nostri territori e i nostri imprese. Io la ringrazio dell'attenzione e ringrazio soprattutto il Consiglio che è qui tutto riunito. Grazie Presidente.